Stiamo andando da Aldo Moretti per intervistarlo sulla sua esperienza durante il terremoto. Dai, sto registrando. Stiamo andando a casa mia dove intervisteremo mio padre sulle sue esperienze passate nel periodo del terremoto. Allora, io sono Vanessa e sono venuta a intervistare Aldo Moretti. Allora, cosa ti ricordi dei momenti e dei giorni che hanno preceduto il sisma? C'erano state alcune premonizioni, ad esempio il comportamento anomalo degli animali? No, comportamento anomalo degli animali no, certamente avere un gran chialt e avere un chialt che era innaturale perché il periodo lì, considerando che io ero nei primi di maio. Quindi non è che, certo che è un fatto curioso, che si dice sì, sempre che si roba qui dopo che è succeduto un fatto e che io lo scolleghi. Io ho vissuto dal lavoro, mi dice che un mio collega mi dice che tanti altri, cui sa che non succede altro di particolare, che questo succedeva proprio la sera dal 6 di maio a 5 mesi. Ecco, dopo ovviamente a Snuf io ieri qui, ma penso che... Dove ti trovavi quando la terra ha cominciato a tremare? Con chi e che cosa stavi facendo? Allora, era il mese di maio e io ero in periodo di dichiarazione dei redditi come ogni anno. Ma siccome non avevi anche mo libera la stanza, che avevi di fare questa dichiarazione, visto che io ieri a stare anche volte a io di spondiare perché chi la nostra chiesa l'aveva invitata, ho ieri venuto su a bere un caffè, proprio qui a chiesa mia, che ieri lo starie, che era Biarte, era Guerino Tisen e la Franca che gestiva lo starie. E mi pensi che ieri sentato sul focolare e che ieri che giocava in dichiarati il Claudio Di Galisto, il Dori, Berto Florean e ho creduto anche Luigino, ma non sono sicuro. Ecco, la prima roba che ho sentito un tono straordinario. Io credevo che fosse scoppiata la calderia dall'impianto di riscaldamento. Subito dopo è collegato che non poteva essi perché era chiaro che l'impianto di riscaldamento era ovviamente disturbata. E subito mi è venuto al chiaro, era il Pierino di Delfine, il quarto, Pierino di Delfine. E mi è venuto al chiaro che poteva essi proprio una prima fase di un terremoto, una vera forte. Tanta è vero che ho schiampato pur subito io e anche il Pierino, parlaio di corse a chiesa, e il Pierino che aveva i fruspiccioli, che era la Cristina, la Elena e anche il Matteo che aveva un 2 anni. E io, per via di mia madre, che era lì in chiesa, ho singolato di corse e quando si arrivasse di spondiare, e ha cominciato la seconda scossa che mia madre era già di fur, la Mirella stava tirando fur, la Elena e la Cristina e anche il Matteo. E la seconda scossa, siccome era un clar di luna straordinario, ho le vendute completamente di un prato che era lì subito sotto. Io durava un grom, tanto alle vere che vengo arrivata dove a chiappare i frutti dal Pierino e a portare lì anche il prato e a tirarsi due donne e a viodi dall'usur di luna di stiasi che stavano incolati. Cosa hai provato la prima scossa? Cosa hai fatto? Cosa hai visto? Come voi dite, in quel momento lì ho poi di non aver provato pure, perché forse la stiaria di adrenalina che avevi dentro era talmente tante e alte
Per cui la mia unica preoccupazione era che tutti che erano in borgate lì, donne di me, e fossi in Saltaspur, e in particolare praticamente i vecchios e anche i frus. I frus, come dite qui che ieri, i vecchios ieri, oltre a mie mari, che poi che volte non erano tan vecchie, ma ieri la Caroline, era il Nan, che come visi ben che non sa raggiunto in tal Prat, donde lì che come sta l'Emilia e il Bruno e la Lucia, e non sa raggiunto in Mudantons, e anche lui prendi pure. Quindi all'estate un momento in cui ho vinto di calme la gente, che non era un'ora di poco, c'è che si vedeva veramente che l'usura di luna di stiasi che stava in spaccansi, che stava in colantino. Dal momento dal terremoto, cioè le scosse che ha durato 50 secondi o 51 secondi, non si sentiva né altri che la scosse, erano scosse fortissime e come contorno di scosse praticamente si vedeva poi che sentì, c'è che rumore era che era terremoto, e si vedeva come voi dite che stiasi che erano di fronte che si stavano spaccando, ma il rumore dal terremoto se lo ha sentito non quando la scossa è finita. E non era un rumore di terremoto, era il rumore dai fieschi del terremoto. Vale a dire, la chiesa dal Pierino che gliela io chi in Oglar immediatamente, la io completamente. Una di pochi perché che borgate che era stata ricostruita dopo le guerre, quanti erano state buttate. Soprattutto che era io la borgata di Basgan, di Sodi Iglesie e anche intorno al Belém, in quanto erano gli stiasi più vecchi del paese perché non erano stati sbrusati durante la guerra. Ecco, ho sentito questo rumore qui, questi stiasi che colavi, e in poi in bol di Basgan ho sentito la gente che parlava e subito dopo un acuto odore di polvere. Ecco, la luce è macchiata per un momento, dopo è tornata e ho capito subito che era stato un fenomeno, un evore forte. Ecco, questo è proprio dal primo momento, perché dopo, insomma, la storia è lunga e continua di nuovo. Come ti sei organizzato per la notte? Chi hai trovato? Chi hai soccorso oppure chi ti ha soccorso? Beh, diciamo che un po' di dire che l'organizzazione Pegnot non era tanto un'organizzazione Pegnot, ma quanto un'organizzazione per di donne la gente, di quietale, e di fare in maniera di contarsi prenditori. Dopo di restare uniti e di viodi, c'è che bisognava fare all'immediato proprio per questa gente che ormai aveva perduto la chiesa. Si sono renduti conto subito in 2 o 3 di loro che si trattava di un fenomeno che non poteva essere isolato e ristretto a un territorio limitato, ma che per intensità che aveva avuto si poteva riguardare un territorio ben più ampio e vasto. E allora ho ben capito che bisognava darsi da fare prendere per le emergenze e dopo anche per un'emergenza poi non tanto immediate, ma certamente che sarebbe durata per un bel po' di tempo, perché ho ben capito che gli stiani sono i venditori anche non si poteva in più doprare. Allora, la prima roba che ho fatto, ho si sono riuniti due le di patocchie. Quanti? Questa è alla sera dal 6 di maio a Smooth, è un quarto, un fedis, rastrelant quei giovani che sono io pure in quel momento subite, i giovani che come sono passati 10 anni e potevano avere 40 anni, e ho ben tirato fuori tutta la gente di una certa età e portate lì. Ho cominciato a tirare donne di scoviarti perché eventualmente vedi non di tapponarsi per il freddo, ma insomma anche per i brivis che potevano venire in conseguenza del shock che avevi,
E dopo ho segnato a Viodi se eri infelice. A Sidilis, per dire la verità, ho venduto un grande di fortuna, perché soprattutto i borgati di, come hai detto, di Basgan, di Belen, eccetera, che era di io in quel momento non ho venduto molto. Ho venduto 2 o 3 feriti che sono stati portati subito, ho vinto di portare all'ospedale, per dire la verità. Perché il Diego, che era stato incaricato di portarlo all'ospedale, ha lasciato giù la strada dall'ospedale di Glemone invece di là a Udine. E quindi è arrivato come fino a Magnani, perché oltre Magnani non arrivava lassù. E tu altro senso avevi visto quando è succeduto il terremoto? Io avevo 21 anni e quindi ieri praticamente bonde giovani e anche insomma con une cariche non solo di farci ma anche di possibilità di reagire bonde forte, ecco. Tant'è lei che subite ho organizzato non solo questo gruppo di soccorso qui, ma ho ben anche pensato che avresti in di fare dal domani proprio per provvedere al periodo successivo che ho ben capito non sarà stato breve. Quindi tu sei arrivato durante l'anno 8 a tirare ogni un po' di gente a decidere se fate in domani a binore. Certamente. Ho ben tirato d'ogni un gruppo di giovani, se anche manco giovani. Ti visto come calere? Certamente, sì. Allora, ieri io, il Presidente Delfine, Berto Floreano, insomma di diversi altri che come magari dire non di un dopo o di smentire un altro e il Claudio di Galisto che aveva insomma per sapere la mia età ma anche un po' più indenante no eccessivamente. Ben capito che fatto qui ho ben anche capito che essendo altri sono paesi piccoli se non avessi arrivato ad ore a ottenere aiuti bonde immediati, chissà quanto che lo avresti potuto vedere successivamente. Per cui ho ben organizzato subito un gruppo che sarà stato a Udine in prefettura a domandare tendis, a domandare tutti gli aiuti che servivano e poi che sarà stato anche a provvedere di prime necessità come il pan e che robe lì che avrei servito la giornata dopo per dare di mangiare alla gente che era ormai riunita lì di Patocchie. Ecco, ieri è gran parte dei patocchi, sul glaciale di Patocchie, la gente, o ti risulti che Dice fosse... che era riunita in 3 o 4 posti, come si dice, è evidente che non è un paese delle basse furlane, lì che l'abitata è concentrata, tutto in un paese, si dice spanduti in borgadi che hanno un diametro di 8 km di usione fino in Mattius e quindi è chiaro che non potevi essere dolci di Patocchie. Però ho ben controllato che in tal paese avessero di essi dolci presenti che a memoria di chi altri che erano riuniti in chi gruppi e erano in quel momento in chi era lì e erano stata al paese o comunque che eri lì. Allora si slatta di un gruppo di quel'altro Si in slatta paese, un gruppo di girato quel'altro a controllare che non vedi di essi quale che era la situazione, non solo la situazione di stiasi, ma soprattutto la situazione delle persone che non si è interessato in prima. E dopo, successivamente, abbiamo organizzato queste attività che avevano un'attività di soccorso e quindi di interfacciarsi immediatamente con chi che poteva essere l'organizzazione a livello provinciale, regionale, le prefetture, le protezioni civili, che non esisteva, era a sud in quel periodo lì. Parliamo insomma si poteva invece che non spaventare, di fatti che erano infatti. Come e dove hai vissuto l'estate del 76?
Di tutto e di più. Comincia dal 7 maggio. L'estate del 76. L'estate del 76 se può cominciare in che dite che il 6 di maio era un gran chiaro. L'estate del 76 quindi è stata un'estate che praticamente non possiamo considerare come estate in tal termini che noi si prendiamo normalmente in che accezione lì. Era un momento di vita particolare lì che la stagione contava relativamente, per fortuna era chiaro, perché se fosse stato freddo sarebbe stato un gran po' problematico, se fosse succeduto in dicembre la roba sarebbe stata una pure più dura. Ho ben vivuto l'estate bastante tutti giovani e tutto il resto, ho ben vivuto proprio mettendo in pins un paese di tendis, un paese di baracchi, un paese di aiuto, un paese di organizzazione, un paese che ci ride comunque di darsi una strutture organizzative tali che permettesse di avere rapporti con altre strutture che intanto erano in sud per poter dare aiuto a famiglie, se da contento dare un stimolo perché avessero di tornare a riprendere la vita. Ma indubbiamente chiacchierare chi che non ha vissuto un'esperienza da Vienna e mi sembra come anche i miei raccontavano di guerre che io non ho vissuto. Ovviamente siccome io ho sentito raccontare di guerre per tanti tempo di lungo, la guerra per loro deve essere stata un fatto che ha costituito praticamente un punto di divisione delle loro vite. E così per noi che abbiamo vissuto in quel periodo il terremoto rappresenta proprio un punto di separazione tra una vita, un modo di vivere, un modo di viodi, un modo di pensare e ciò che è venuto dopo. Difatti, per tanto tempo si lascia in denante con quel parametro, prima o dopo del terremoto. Diciamo che in quel periodo lì noi altri abbiamo avuto anche una grandissima esperienza di unione, di coesione tra tutto il paese, ma soprattutto tra i giovani che avevano più disponibilità di tempo e anche un'idealità più libera. Ma ho detto anche non tanto giovani, anche ieri anche gente in che anni si aveva sui 40, forse più, perché si rendeva conto che il terremoto era una grandissima sfida. Si dice che aveva 500 anni di storia, forse di più da ora, al poteva essere destinato a sparire se non altri non avessero chiattato la forza di dare una giustificazione per tornare a ricostruirsi dilis, ma non nome a noi stessi, ma anche a chi che avevano di farsi dilis, mentre sarebbe stato una delle più facili fare fuori. E quindi c'è che si sono preoccupati di fare all'estate che di creare, come lo dicevi prima, delle strutture che avessero la funzione di sostenere la gente in tutte le loro esigenze e di prospettare soprattutto un futuro possibile in una ricostruzione di un paese come quel che. Un futuro in cui loro ricostruendo comunque si sarebbero riconosciuti, perché quella era anche un fatto. Ieri in secoli di storie che erano stati parasvie, in bande e in gruppo di spaccari che hanno portato via gli stiasi e quindi denant non restava niente, restava in nome di splacci e stiasi che erano e noi altri sapevamo di pensare che questi splacci si paressero voluti di rioccupare chiasi completamente diversi con una storia tutte di fa e di chiattare una giustificazione per queste storie. Non era una roba di poco. E dentro di noi quindi
dentro di noi, dentro di che insomma capivi e percepivi questo problema, che è un grosso problema, è nasciuto il dilemma su ciò che vogliono di fare. E allora, innanzitutto, viene subito creato il 20 di maio, dal primo ieri esigenze immediate di soddisfare. E allora, queste esigenze immediate, ieri in fase di conto esistenti. Io credo che Sidilis sia stato il primo paese di tutto il Friuli terremotato a avere avuto gli stendi. Perché, come usai dite, a 5 minore, non altri sono ieri già in prefetture a Udine. O ieri in prefetture lì che si erano appena riuniti, oltre al prefetto, i militari e tutti gli sforzi che dopo essere costituiti, la protezione civile, tutte queste robe qui, il commissariato successivo. E sono stati i primi a entrare in prefetture e a dire che noi venivi di un paese che era stato completamente distrutto dal terremoto. Loro avevano sentito via radio di Buie, di Bencion, di Glemone, eccetera, ma chi sta qui fermi in prefetture, di terremotati non deve avere veduto che non sono, non si sta si presi. E si va lì a domandare tempi e a domandare al che potesse permettere alla gente di fermarsi sul posto. Ho venduto subito la disponibilità, per fortuna che ho segnato, perché subito dopo, quando questa gente si è renduta conto di troppo grande che era il problema, certamente non varese avuto la stessa disponibilità, no, parisi quindi di noi, ma perché c'è che vedi, all'era una vuole più, avrei avuto dividuto fra tutte queste gente. E quindi ho segnato, anzi è andato ordine a un tenente, a un capitano, non sai cui, di preparare un camion con gli stendi militari e ho segnato appuntamento alla caserma Spaccamela per portare su a Sidilis. Subito dopo, Cioè la pedaghi sei? 5 mesi, sì, Sabinore. Subito dopo ho ben pensato, e queste in una forma solo anche di egoismo, ma forse giustificata data la situazione che era, che a un'altra organizzazione che poteva disporre di attrezzature di quel tipo lì, e poteva essi la Curie. Perché la Curie, con le loro organizzazioni, non sai io, di campeggio, di scout, tutte queste robe, poteva avere anche dei tennis. E ho segnato a Cyril Vescovi, Battisti. E mi pensi che in piazza Patriarcato, lì che lei appunto dall'arcivescovado, circa a 6 mesi a Binore, ho vinto sul portone e ho anche modo davanti la musica di quel vescovo, chi Battisti appunto, a una ventina di metri, si vede che anche lui aveva sentito, si era vissuta la svelta, aveva fatto anche la barba la svelta, tanto la vera che aveva fatto i tais sulla musica. E noi altri, o ieri noi e lui. Noi altri ieri come ieri, anche un po' sbregati, così alla guida. E tale citazione, siccome insomma non dolce sapeva che non sei un del vescovo, quando io l'ho veduto dal portone, mi dite, bello là! E sai che lui che non sa veduto, come ho creduto una banda, non sai, poco rassicurante, ha fatto un 4 passi in da e è rientrato dentro dal portone. Dopo un altro si avvicinato, si è spiegato come era la situazione, allora immediatamente anche lui ha dato la sua disponibilità. E mi pensi che non sa dite che loro non avevano tendis in Iena, che comunque al Varesca degli altri non essere richieste alla prefettura. Insieme infatti ho segnato al comando dai visi che erano subito attaccati in via 3 e di lì lui aveva telefonato in prefettura per raccomandare che stai indici di rischi che aveva bisogno. Tanto è vero che a Snuf a Binore non altri a Sidilis si aveva già gli stendis. Avete cominciato immediatamente a montare le sue immagini? Certamente, ho les montati tal curtil chi di me e un gromble di patocchie, un altro pochis in Belen e qualcuno in
mi pare Closso, io parlé. Certo è che la situazione disastrosa era chi di bordi Chiaron in su e il veleno in via. Dicono che il bordo di Mattiossi sborgari poi a sud e era un gran manco colpiti. Quindi le esigenze immediate di un ricovero, salvezza di essi sostituti al Caltri, e le aveva chi stai in casa. Quindi ecco, ho montati stand. Dopo, subito dopo, ho venuto una cugina militare, ho venuto il distaccamento militare che facevano di mangiare e ho organizzato una sorta di mense per tutti che erano lì. Ovviamente la gente è tornata che su stiati farci di tirare fuori, c'è che poteva tirare fuori, ma si è renduto conto che insomma i testiasi non si poteva acquistare, gli stiati si erano veramente male. E quindi abbiamo organizzato queste mense, abbiamo fatto riferimento al centro, un centro di coordinamento che intanto era nasciuto, anche a Parcenta, eccetera, per vivere, per vedere qualcosa. Ho questo di chiesto, che in quel momento lì ho ben sentito veramente una solidarietà di bande di tutta la nazione italiana, Viars e Friuli. Una solidarietà che si è manifestata proprio di bande di intervenienti, ci rende di aiutarnos in questi problemi e anche dando la loro disponibilità economica in aiuti di qualsiasi tipo. Allora, Noatris ho ben costituito il centro di riferimento, il punto di riferimento proprio le Patocchie. Le Patocchie, per fortuna, insomma, la chiesa che sto staria non era stata eccessivamente danneggiata. E da ora lì era in tettoi, era in altre costruzioni, e lì Noatris ho ben costituito il punto di riferimento, lì che si chiattavano costantemente la sera, ogni sera, ma anche lì che era sempre presente una persona che poteva costituire per tutti che avevano bisogno il punto di riferimento che serviva per raccogliere le esigenze che la gente aveva e per poter farle presenti successivamente e trattare le possibilità scoprire che gli sono disparate. Quindi lì ho ben deciduto di creare un comitato che è appunto il comitato di ricostruzione che è nato il 20 di maggio del 76 insieme alla costituzione di una cooperativa per ricostruzione del paese. Il comitato è stato votato in che l'anno il 20 maggio sono state fatte anche le votazioni nazionali, cioè aveva un rinnovo politico, quindi del Parlamento, e in concomitanza di queste votazioni sono ben votate anche Noatris e la gente ha partecipato un numero di percentuale, una pure elevate alla costituzione di questo comitato qui, che Noatris lo viene presentato come organo rappresentativo delle frazioni civili nei confronti di ogni e qualsiasi organizzazione, ma soprattutto nei confronti di strutture pubbliche per poter rappresentare le necessità che la frazione aveva. Come ti era componuto questo comitato? Questo comitato era componuto di rappresentanti di borgate che venivano votate. Allora, in via preliminare, ogni borgate aveva nominato un certo numero di rappresentanti che poteva votare.
e dopo sono stati fatti gli listis e gli listis mituti in schede, ognuno ha potuto votare i suoi rappresentanti. E erano 20 persone che a loro volte poi hanno eletto un presidente e si sono dati un statuto normale, regolare, e dopo hanno cominciato un'attività non di poco, perché era un'attività che oltre al soddisfare le esigenze immediate che potremmo dire con la ragione di dopo non erano robe pressanti, no? Perché vi dite che ho venduto la solidarietà di tutte le nazioni, ma ho venduto purtroppo anche come succede in quel caso lì, tanto anche spreco. Io mi riferisco in particolare, non sai, a tutti i vivas che arrivavano. Mi pensi che una volta ho silato a una domanda aghe, per una ragione banalissima, avevo importata l'acquedotto, si diceva che dopo il terremoto, insomma, era il mio novelli. Avevo infatti analizzato l'aghe di Curitis e di Chirimocillo dall'Istituto di Igiene e Profilassi e le avevo sconsigliate. E allora ho sinlato a domandare aghe di bevi, non per quei, per bevi, per distribuire. E di aghe, che avevo in nome aghe, ho sentito su con una autocolonne di 10 camion militari con vivas dentro di ogni sorta. Poi ho venuto a dire che i vivas noatris poi ho venuto gestiti in una forma esemplare e uniche forse, tal senso che avevo costituito una sorta di non sai se di dispenso o di magazzino che veniva sempre gestito di chi giovani e lì che faceva in riferimento a tutta la gente. E la gente aveva a chioli di mangiare, noi altri avevamo fatto una scheda per ogni famiglia e veniva registrato, cioè che veniva consegnato. Quindi tutti i vivas che arrivavano e venivano immagazzinati e venivano chiariati e venivano dopo distribuiti a famiglie e famiglie che erano state schedate, cioè ognuno aveva la sua scheda e si sapeva ciò che aveva prelevato. No, un po' per ordine, un po' anche perché avevamo verificato che insomma in qualche caso qualche don come succede aveva magari per paura di restare senza mangiare, aveva domandato poi dal necessario. O dicevi di sprecos di pren che non riguardavano tanto noi altri, ma hanno riguardato in generale che il primo momento del terremoto, lì che è stato spinduto un gromo di solidarietà nazionale per chioli, robe di mangiare, quanche forse non era necessario. Ecco, ma la nostra preoccupazione non era tanto che, ma che di dare un alloggio che non fosse poi una tenda, ma che fosse un alloggio provvisorio, ma la cui provvisorietà non poteva essere certamente che di un mese o due, ma si rendeva già conto che aveva di essere di qualche anno, e allora mi riferisco a chi poteva essere già si chiacchierava di prefabbricati o robe del genere. Ecco, quindi che comitato aveva il primo compito alla richiesta. E dopo il compito successivo alla richiesta, come dite, di creare in tre persone la voglia di tornare a ricostruire, la voglia di tornare a fare. La tentazione della via era grande, perché il paese, come che ho veduto anche voi non è che all'offrirsi una grande disponibilità di terreni, edificatori, di tutte queste robe. E quindi la comodità anche di essere in un centro, di essere donne, e poteva sbuttare la gente a dire, boh, voi via, vorrei di rifare a casa piuttosto che fare si dire, se voglio fare al centro a Tresesi, lei a manco so in un centro che mi dà più possibilità e ho hai anche più può essere per poter fare. Bisognava
tigni la gente sul questo. E quindi noi dobbiamo indicare le motivazioni perché la gente restasse qui. E in questo vi vede una fortuna straordinaria, perché è succeduto un fatto che per noi e per frazione di Sidili è stato determinante. E in quel periodo lì un giornale, il giornale Nuovo, il cui direttore era Indro Montanelli, insieme al Focolare Furlan di Milano, aveva indetto una sottoscrizione a livello nazionale. E questa sottoscrizione aveva subito avuto un straordinario consenso di bande di tutta la nazione italiana, tanto è vero che già alla fine di mai aveva raccolto più di 3 miliardi, in che volto c'è carenda bastante sis, che insomma era una cifra notevole. E aveva mandato chi in Friuli per verificare come fa per procedere alla distribuzione di questi beschi, un giornalista che era un uomo di una straordinaria umanità, che si chiamava Egisto Corradi, il quale aveva fatto l'Indocina, aveva stato reporter di guerre col Corriere della Sera, in quei paesi lì, in Algeria, eccetera. E oltretutto aveva anche una prerogativa che lui aveva ai Furlans. Aveva stato al PEN e in Russia, oltretutto, anche questo. Quindi questo Egisto Corradi stava girando in Friuli e noi abbiamo avuto notizie appunto di ciò che stava facendo. Al visitare i paesi terremotati, perché il giornale assieme al Focolare Furlan aveva deciso di dividere le cifre che avevano raccolte fra 3 paesi che sarebbero stati tirati sotto. Allora, ho ben arrivato ad ora, grazie a conoscenze che avevo, ho ben arrivato ad ora a avere un colloquio con questo Corradi che è stato portato qui a Sidili. Anzi, prima, per dire la verità, ho sinlato ieri, grazie alla fine di mai, ho sinlato a mangiare le di Moretto. E mi penso che la prima volta dopo 20 anni che io ho mangiato normalmente, perché si mangiava in pins, si dormiva praticamente in sorti stendis, che stendis famosi, così vedete, che dopo sono diventati sbuini, che si sono stagnati, ma che subite praticamente dentro al pioveva, con che pioveva, come se fossero di fuoco. E mi pensi che la prima sera che sono andato a dormire circa un 3 giorni dopo dal terremoto, ho andato a dormire in queste tende, ieri in 10 per bande, non so se eri in 10, in 15 dentro come minimo, e allora ieri in tagliet, e liet al beve parsore il nylon e con l'ombrene, quindi ieri in stirare dentro con il nylon e con l'ombrene per dormire. Era una situazione tragicomica, perché in realtà insomma avviò di queste povere gente in queste condizioni certamente all'era ci pensai solo. Questo era un inciso per dire che si viveva come che si poteva e quindi questo gusta qui a cui ho partecipato io il Plevan che era in che volte che si dice Don Gianni Fuccaro, dopo avere qualche personalità politiche e anche questo giornalista Corradi è stato per me il primo gustaco che ho fatto. Dopodiché ho chiappato Corradi e l'ho menato a Sidilis. L'ho menato a Sidilis, prima delle iglesie, a Chiaraio il paese, che era proprio distrutto qui. Dopo l'ho menato in Guarde e de Guarde avviò il paese di Catrevande. E
mi penserei sempre che questo dice per sensibilità dall'uomo, no? Che lui, nonostante che fosse stato in Indocina, che fosse stato insomma in Algeria eccetera, e in Russia, quando ha veduto questa gente qui che si arrabbiava a tirarsi fuori, e la situazione in cui all'era il paese si è iniziato a vai. E questo mi era stato impresso, lo è anche davanti a voi. E tanta lei che mi ha detto, se noi faremo un sorteggio, partirà fuori i 3 paesi che varranno di lì, praticamente il nostro aiuto. Però si dice, praticamente è già stato sorteggiato. Questo per noi è stato un fatto straordinario sotto tanti aspetti, ma è stato straordinario prima come stimolo per la ricostruzione, perché considerata a posteriori la cifra che è venuta in che volte rispetto alla cifra complessiva che è stata spinduta per ricostruire le strade di Sidili, si poteva essere una cifra non considerevole, ma il fatto che fosse state avere una prima roba, un lavoro consistente che veniva a favore degli enti e che poteva quindi permettere di avere una prospettiva. E una prospettiva che è alleata tutto il fatto di ricostruzione, perché col pretesto di poter operare i beni, noi abbiamo su un quel create tutte le organizzazioni per stimolare il comune, la regione e tutto a venire in incontri per poter operare i beni che il giornale non va dato. E infatti abbiamo praticamente avuto il primo paese di tutte o Croce il Friuli, il primo plan particolareggiato. Voi a posteriori su questo dire che un plan particolareggiato a Sidilis ha un senso da tutto relativo, però la normativa prevedeva che bisognava scrivere il plan particolareggiato e quindi noi abbiamo chiamato i professionisti, dato l'incarico per fare un plan particolareggiato. Dopo abbiamo girato il sistema per distribuire i beni in tutte forme che non vesti comprometti una successiva erogazione che sapevano che aveva di venire dai contributi delle bande di regione e quindi studiare la forma e come distribuire i beni senza compromettere la possibilità è stato un studio che è dato in denaro per un lavoro di tempo, con riunioni, con anche evidentemente creando un fermento in te popolazione e pro e contro c'è che si stava facendo, ma che insomma ha in sintesi dato un grande di vitalità al paese in quel periodo, per cui ho potuto dire che la gente si prende a pensare di la via dopo con questi stimoli che forse qualche donna è venuto di più di chi che era in prima. E ho simulato in denant, domandando successivamente i contributi per le repubbliche, anche che è stato uno dei primi slogan che sono stati sparti a livello certamente comunale, ma ho creduto anche oltre il comune. E dopo, insomma, ho sempre partito sulla ricostruzione. Ha tutti gli studi geologici, seminati a Ho fatto fare studi geologici. Sidilis è stato il primo paese, anzi ho creduto, è l'unico paese che ha avuto una perizia puntiforme fatte in che volte sollecitate di noi e fatte con l'onere delle comunità montane. Ho avuto anche la scalonia di V, un due sborgadis, vale a dire Michelicis e Chiaron Est, che ieri proprio sul picco di una frana preesistente che risaliva a qualche centenario di anni prima, dichiaradis di che i geologos le instabile, quindi non riedificabile, che non si è creato un grande problema successivamente, proprio per sistemare la gente che era prima in che sborgadis lei.
Dopo le perizie, insomma, ho si lascia in ante sempre con la plan di fabbricazione, dopodiché ho ben arrivato ad ora a presentare, e allora ieri già qualche anno dopo, gli primi progetti per poter partire con la ricostruzione. Però il fatto dai besa giornale ho tornato a dire che all'estate per noi determinato. Bon, mi risulta che tu stessi maridata il 23 di maio dal 76. Conta-nos salc. Dice che già mi sono maridato il 23 di maggio, certamente. Ma non è che al sedi le conseguenze del terremoto, già prima avevo deciso di maridarmi e quindi in quel periodo lì, proprio dal mese di maggio, ho stato finendo di sistemare la chiesa. Allora la mia chiesa era la seconda chiesa fatta sempre sullo stesso posto. La prima l'ha fatta mio nonno materno in tal 1900, è stata distrutta e bruciata dai tedeschi nel 1944. Mio padre ha cominciato a ricostruire la seconda, che è stata finita dal 60 di mia madre e anche con il nostro aiuto, e distrutta dal terremoto del 76. Però praticamente queste chiese non erano chiese di abitazione, erano un'attività commerciale. Mio nonno aveva piantato osterie e anche albergo, aveva fatto la guerra del 96 in Africa, come premi aveva avuto la licenza di coloniai, quindi aveva avviato la bottega di alimentari, coloniai, tabacchini, eccetera. E quindi praticamente albergo era ricostruito anche a Mimari dopo le guerre. Dopo mia madre si è stufata, è diventata anche un po' anziana, io ho arrivato a lavoro di un'altra banda, mi sono sposate e ho deciso di trasformare gli schieri distanti dall'albergo in abitazione per me e per mia madre. E proprio dal mai del 76, dopo aver finito i lavori, si è stati mettendo su gli interruttori di luce quando è venuto il terremoto. Quindi il fatto che avevo di sposarmi ormai all'era tal destino. È venuto il terremoto, perdo della chiesa, mi dite c'è venuto di fare. Sposensi lo stesso. Allora si sono sposati il 23 di maggio, si sono sposati di fronte alla chiesa distrutta e in sotto una tenda con la partecipazione di tutta la gente dal paese, di giovani che non sanno cantare, suonare, eccetera, e mi penso che è stata una giornata, forse non per me, ma anche per altri, di feste, in quanto un matrimonio in queste situazioni era una roba che rappresentava, se non altri, una spinta verso una vita che poteva riprendere, no? Quindi è stato un fatto positivo per me che sono sposato, ma insomma forse anche per collettività, per gente che ha veduto insomma dal matrimonio una roba positive che lo riportava un po' di normalità. Ecco, e dopo ho l'indenante con una storia che se vuole se durerà, ma se Cosa ti ricordi dell'operato e del ruolo dei volontari? Beh, i volontari si state, come dite prima, a posteriors o pues Dios che chialai. Noatris, furlans, o sin una gente dure. Certamente ho siglato attorno di ogni banda del mondo e ho vinciuto di fare il nostro dovere, ho vinciuto di lavorare
e ho fatto un non come lavoro positivo e anche buono. Ho avuto un riscontro straordinario dal periodo del terremoto. La mia esperienza di dopo, proprio qui a Furlan, dal momento in cui forse è arrivato il tempo di poter contraccambiare a queste manifestazioni di solidarietà con il VU, io purtroppo ho di dire che ho chattato in tal Furlan un grom di più freddezza di ciò che invece il Furlan non ha avuto di chi altri. E torniamo allora al volontariato. E è venuto gente di ogni banda d'Italia. In particolare, noi ho vinto un gemellaggio con la diocesi di Padova. E come sapete, a Padova è l'università e praticamente in questa università la facoltà di medicina, all'interno della facoltà di medicina un centro universitari missionari a cui giovani o cattolici, ma non cattolici, aderiscono anche col scopo, una volta laureati, di là, in quei paesi che hanno bisogno della Tiasmont, in Africa, e non in Africa, anche in altre bande, lì che c'è bisogno, a portare la loro opera. Questo centro, QAM, ha una sua organizzazione e ha la mettuta a disposizione questa organizzazione dal nostro paese. Non solo come assistenza medica, ma con tutti i giovani studenti e chi che erano leati a quei giovani studenti e hanno creato un campo che si gestiva autonomamente e che ha garantito dal mese di fine di mai fino a settembre, primi di ottobre, una presenza continua di una squadra di circa 15-20 persone con dei responsabili tecnici, con una cosina loro, eccetera, volontari che venivano di noi altri, proprio facevano riferimento a noi come comitato, per vedere quali erano i lavori che bisognava fare. E questa qui non è stata chiara e ha fatto ciò che noi abbiamo domandato. Qualche volta ho potuto dire che sono stati operati anche forse a sproposito, però ho potuto dire che mai non hai sentito di loro una recriminazione o altro, perché erano stati adibiti a lavori che forse non era il caso di fare. Per esempio? Per esempio che il menaio a la iarbe in campagne che proprio non era il caso. Ecco, con loro, con chi giovani ski e anche con i giovani del paese, perché ho potuto dire che i giovani, come così sbagliato, come in che volte, hanno subito e manifestato una grande coesione e insieme abbiamo fatto tanti sogni, insieme a loro e con i volontari. Una di questi, ad esempio, ho tirato fuori di iglesie dove che potevi tirare fuori. Ecco, una roba che ho sempre dal cuore e che non arriverai a spiegare, né voi altri se arriverete a capire, troppo che avete perduto noi altri di Sidilis con la perdita di chi che era la nostra iglesia. E era un'iglesia di cui voi altri potete vedere queste fotografie, ma era un'iglesia straordinaria, bellissima, di un'armonia eccezionale, in cui un dentro proprio stava bene, e che rappresentava o crutio interamente il paese, di Borg Matteus fino in Usione. Tutti si riconoscevano in questa iglesia che era stata costruita dal 1957 sotto il stimolo praticamente di un predico che è stato anche quello un predico eccezionale,
calere di Montenars e che si chiamava Valzac, no, non mi pensi, no? Questa iglesia che praticamente ha subito grandissime lesioni. E è stato, ho venuto a demolire, lì, per dire la verità, io ho vares discrisere, nel senso che prendi demolire vorrei aspettare anche mo, insomma. Aveva rimasto Ecco. premura di buttare io. Ecco, premura di buttare io, le stiaghe so capisco, la iglesia no. E difatti noi eri d'accordo che adesso ne buttare io la iglesia. Beh, insomma, ormai è buttata io, ma tornando ai volontari e ho poi dire che quei volontari sono tirato fuori l'organo che era inglese, l'organo che l'estate, che era anche in modo depositato a Codroi, le dite che l'ho costruito, ma il fatto straordinario è che i pompieri, che noi si avevano inclamato perché venissero a aiutarci, quando hanno veduto la iglesia e sono entrati dentro, hanno detto guarda sono 6 maschi, dentro non rientra nessuno e sono andati via. E noi, giovani e quei volontari, sono andati su e ho smontato. Io ho smontato l'organo, ho fatto un scivolo per tirare io, non c'è cadere di tirare io, e quando avevo smontato poi di metà, ho chiamato la ditte Francesco Zanin e il figlio Gustavo, che sono venuti su insieme ad operaio, se ho ben chiariato il dote e portato a Codroi. Ecco, i volontari, quindi anche i giovani. Tornando alla Iglesia, torno a dire che per me è la grande ferita che ho ai dentro di questa ramota. Una ferita che lo sai che non può immaginarsi, perché mentre gli stiasi sono gli sventornati a fare e ho gli fatti forse migliori, anzi senz'altro migliori di schieri in prima. La Iglesia, proprio perché che rappresentava praticamente le generazioni dai nostri vecchi che le hanno volute, che le hanno costruite praticamente con sudore, con fatica, con miez che non esisteva, portando su il savalò maschene dal cornapo o del tor, che l'anta fa capire in sottocret partire fuori classe, eccetera. Un'iglesia che straordinariamente grande per un paese come il nostro è stata tirata su in 6 mesi, forse anche manco, e praticamente è stata poi curata e decorata in forme straordinarie e che purtroppo noi è poi e che è come pur è sempre parlato dell'inglese, insomma a me ogni volta mi fa sfinire che ti prego.